Pellegrini a Roma per incontrare il Papa, coinvolti 140 giovani del Levante Ligure dai 15 ai 25 anni, provengono dalle diocesi di Chiavari, Genova e La Spezia, preparati i kit per il pellegrinaggio. Maria è attenta alle necessità degli uomini, lo ha ricordato il Vescovo celebrando a ribasso la festa di Nostra Signora della Salute. Monsignor Tanasini ha invitato a dare alla propria vita la forma del Vangelo. Festa della Madonna della Lettera a Santa Margherita Ligure, il Vescovo torna sulle linee dell'Assemblea Sinodale di giugno e insiste non pensare soltanto alle necessità materiali, ma vivere davvero la vita di fede. Tutti, anche anziani ed ammalati, possono realizzare il disegno di Dio, è il messaggio emerso in occasione della festa di Sant'Anna a Borzone, dopo la messa il concerto dell'ensemble Mirice. Si è concluso il centro estivo all'oratorio di Moleone di Cicagna, il Vescovo ha presieduto la Santa Messa, al centro della riflessione il tema dell'amicizia. Festa a Genova per i 40 anni di ordinazione episcopale di Monsignor Armando Gianni, vescovo di Buare in Repubblica Centrafricana, dalla sua fondazione sino all'inizio di quest'anno, un'occasione d'incontro per tanti missionari. Una tesi scritta a 4 mani per donare una chiesa alla comunità pentecostale dello Zimbabwe è la storia di 2 fidanzati, Mattia e Arika, che hanno fuso nel progetto le loro culture e le differenze religiose. Buonasera e bentornati all'appuntamento con Noi Chiesa, la rubrica che approfondisce le tematiche religiose del nostro territorio. In apertura andiamo a parlare del pellegrinaggio dei giovani italiani in cammino verso Roma che si terrà la prossima settimana. Sono 140 i giovani del Levante Ligure coinvolti, hanno un'età compresa tra i 15 e i 25 anni. La prossima settimana si metteranno in cammino da alcune località del nostro territorio, da Rapallo a La Spezia, e diretti all'incontro dei giovani italiani in programma a Roma l'11 e il 12 di agosto, appunto, con Papa Francesco. Provengono questi ragazzi dalle diocesi di Genova, Chiavari e La Spezia. Negli stessi giorni però si svolgerà un altro cammino che partirà dal Ponente Ligure, così come avverrà per tutte le altre regioni italiane. In seminario a Chiavari c'è stata la preparazione dei kit per i pellegrini. Siamo andati a vedere, le interviste sono di Don Alberto Gastaldi. Come si svolge questa iniziativa di cammino dei giovani? Questa iniziativa diciamo che si svolge un po' in 3 momenti. Un primo momento che sarà quello di cammino vero e proprio, che si svolgerà da lunedì 6 a giovedì 9 e che ci vedrà percorrere un po' alcune vie delle nostre città. Partiremo da Rapallo, arriveremo a Chiavari, attraverseremo la Vagna per arrivare a Sestri, questo nelle prime 2 giornate. Poi invece ci sposteremo in diocesi di Spezia, dove da Framura andremo fino a Levanto e poi dove infine raggiungeremo Sarzana. Dopo la prima parte ci sarà la seconda parte, chiamiamola così, che è la giornata di venerdì, che sarà un po' la giornata di tutti i liguri, dove confluiranno anche i ragazzi delle altre diocesi della Liguria, oltre che Genova e Spezia, che faranno la prima parte con noi. E vivremo un momento di testimonianza in Cattedrale a Spezia e poi andremo a Porto Venere, dove vivremo un momento di festa con la celebrazione eucaristica e poi un concerto del Gen Verde. E alla fine l'ultimo appuntamento, quello un po' centrale, il cuore della nostra settimana, che sarà l'appuntamento con il Papa a Roma, con la partenza il sabato, l'arrivo al Circo Massimo, dove ci sarà una veglia con il Santo Padre, poi un momento di concerto, di festa, una notte bianca in cui nelle varie chiese di Roma ci saranno vari avvenimenti, per concludere la domenica mattina con la Santa Messa e l'Angelus del Papa. Chi è stato invitato e chi partecipa a questa iniziativa? A questa iniziativa sono stati invitati tutti i giovani, possiamo dire, dalle superiori in su. E tendenzialmente parteciperanno alcuni giovani delle superiori, un bel gruppo di universitari, e parteciperanno appunto giovani della nostra diocesi, di tutte le parrocchie, movimenti, associazioni, e delle diocesi di Genova e di Spezia, per un totale per la prima parte di circa 140 persone, 140 giovani che hanno deciso di mettersi in cammino, mentre su tutta la settimana ci sarà un coinvolgimento di circa 320 giovani liguri, un numero discreto. In questa esperienza, secondo te, avendo anche accompagnato alcuni giovani che sono pronti a partire per questa esperienza, cos'è che può affascinare un giovane che affronta questo cammino?
Sì, intanto il cammino stesso penso che sia una nuova occasione per tutti di diventare un po' pellegrini verso Roma, e anche il fatto che partiamo dai nostri territori per poi dalle nostre parrocchie camminando appunto per le varie tappe sarà un segno di noi giovani che cerchiamo di portare un po' il segno della fede in tutte le tappe che incontreremo. E sicuramente anche lo stare insieme, l'avere un respiro ampio, incontrare nuovi giovani che vivono la fede in altri contesti sarà, penso, una buona occasione per vivere questa settimana. Tu sei educatrice anche nei gruppi della pastorale giovanile nella Fontana Buona. Hanno aderito più ragazzi delle superiori o più grandi, e com'è stato anche la risposta? Siamo un gruppo, diciamo, misto, ci sono alcuni ragazzi delle superiori e anche alcuni di noi più grandi. Sicuramente è stata una proposta un po' particolare, non facile da accettare, perché comunque comporta delle difficoltà, un po' di adattamento, però anche mi sembra l'entusiasmo tra quelli che partono c'è, quindi speriamo poi di poter portare buone notizie al nostro ritorno e chissà che non ci sia un'altra occasione poi. Ricordiamo gli orari: la partenza è fissata per lunedì 6 agosto alle 8:30 a Rapallo in piazza Canessa. Martedì 7 è prevista una serata di musica aperta al pubblico sull'Eudo a Sestri Levante. Venerdì 10 si aggiungeranno altri giovani per i giorni finali che culmineranno con il viaggio verso Roma. E ora parliamo di alcune feste parrocchiali. Iniziamo dalla parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Ri a Chiavari, che nei giorni scorsi ha festeggiato Nostra Signora della Salute con la messa presieduta dal Vescovo. Maria è tanto bella che tutta la sapienza di Dio si riverbera in lei, ha detto nell'omelia. Monsignor Tanasini ha poi spiegato il significato del nostro affidarsi alla Vergine e ha invitato a conoscere il Vangelo più in profondità. Il servizio. Se è stata attenta alle difficoltà dei due giovani sposi di Cana, non sarà attenta alle nostre necessità, anche le più grandi? La domanda di San Giovanni Paolo II nella sua enciclica su Maria è ripresa dal Vescovo in occasione della festa di Nostra Signora della Salute a Ribasso. Monsignor Tanasini la cita per spiegare la fiducia che gli uomini ripongono nella Vergine. Per due motivi, dice. Primo, perché è attenta alla nostra vita. Secondo, perché è concreta l'efficacia della sua intercessione presso Gesù. È Lui che governa la nostra vita, che salva la nostra vita, è Lui, ma Maria è presente, lo stimola, lo richiama. Questa intercessione così efficace certamente guarda al nostro bene. Il Vescovo torna poi sulle linee guida dell'Assemblea Sinodale di giugno, frutto di un lavoro volto al rinnovamento della Chiesa locale. L'invito di Monsignor Tanasini è a conoscere davvero Gesù e il Vangelo. Troppe volte ci stiamo riducendo a vivere una vita cristiana di contorno, di tradizioni belle, ma che rischiano di svuotarsi, di pratiche importanti, ma che rischiano di svuotarsi se non c'è al centro l'amore di Cristo, se non ci lasciamo muovere da Lui. La comunità di Ribasso prosegue, come tutte le comunità della diocesi, sono chiamate a cercare un incontro nuovo e più profondo con il Signore, a dare alla propria vita cristiana la forma del Vangelo. E noi impegniamoci, vi prego, impegniamoci a cercare di conoscere Gesù, di portarlo nella nostra vita, di scoprire che è vivo per noi, che è tra noi, e a prendere sul serio il suo Vangelo. Ci spostiamo nel Tigullio orientale. In occasione della festa della Madonna della Lettera a Santa Margherita Ligure, il Vescovo ha esortato a non concentrarsi soltanto sulle proprie necessità materiali, ma a vivere la fede in profondità, quella sia, ha spiegato, capace di saziare il cuore. Anche in questo caso vediamo il servizio, poi ci ritroviamo in studio.
Potremo andare incontro alle necessità dei fratelli soltanto se saremo attenti alle nostre necessità più profonde. Così il vescovo a Santa Margherita Ligure per la Madonna della Lettera, analizzando il racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci, Monsignor Tanasini spiega che l'uomo ha certamente una fame di pane, ma se si ferma alla sazietà materiale rischia di morire di un'altra fame. Il vescovo, richiamando le linee guida dell'Assemblea Sinodale di giugno, insiste dunque sul bisogno di guardare più in alto. Mi sembra che ai giorni nostri ci sia il rischio che queste fami alte, diciamo, queste fami che sono nel profondo dell'anima, noi le mortifichiamo con il nostro atteggiamento, lasciatemi dire, materialista. La soddisfazione si ferma ad avere cose, riscoprire la fame del profondo dell'anima vuol dire smuovere la nostra vita. Vuol dire trasformarla, cercare tutto quello che davvero entra nel cuore. Monsignor Tanasini racconta di aver dato un'offerta ad una persona bisognosa e di avergli sorriso guardandolo negli occhi. L'uomo, ricorda, ha detto grazie per il secondo gesto, quello più umano, quello che gli ha saziato il cuore. Ecco dunque l'invito, che arriva anche dalla Madonna della Lettera, a tornare alle origini, a credere in un Gesù che è attento a tutte le necessità degli uomini, a rafforzare la propria fede attraverso il Vangelo. Ha un valore le nostre tradizioni, ha un valore i nostri modi di esprimere la nostra fede, ma esprimere la nostra fede, quindi una vera fede, un vero amore per Cristo, che nasce dalla conoscenza, che viene dalla preghiera, viene dall'incontro vivo col Vangelo. Io vi prego di non essere sordi a questi inviti. Nei giorni scorsi è stata festeggiata Sant'Anna all'abbazia di Borzone, nell'entroterra di Chiavari. La festa è una tradizione che con ogni probabilità risale per questo territorio agli inizi del Settecento. Il monumento rappresenta un punto di riferimento storico ancora oggi ed è nazionale dal 1910 e a breve partiranno dei lavori migliorativi. Il servizio. Nessuno è escluso agli occhi di Dio, è il messaggio che si ricava dalla figura di Anna, la mamma di Maria, festeggiata domenica a Borzone. Ancora oggi la santa, personaggio nascosto di cui si parla poco, testimonia che le vie del Signore sono infinite. Dio usa tutti gli strumenti, anche se sono deboli, anche se sono nascosti, per costruire la sua storia di salvezza. Dio usa anche due genitori anziani dalle quali nasce una bambina che è scelta da Dio come arca dell'alleanza, come colei che porta nel suo seno il verbo di Dio. E questo ci fa riflettere sulle strade così misteriose, sulle strade a volte sconcertanti che Dio usa per costruire appunto la sua storia di salvezza. Sant'Anna ricorda l'importanza dei nonni e delle persone anziane in un mondo come quello di oggi, ha spiegato padre Attilio Fabris durante la messa, che tende a considerare i vecchi e gli ammalati scarti della società, poiché non più produttivi. Penso che riflettere sulla figura di Anna e Gioacchino come persone anziane, però che Dio ha usato come via di salvezza, penso che anche il pensiero appunto dei nostri anziani, che possono dare ancora tanto alle nostre famiglie, soprattutto in qualità del senso della vita, del valore della fede, dei valori umani che stanno per essere spazzati via. Ecco, gli anziani forse sono ancora delle salvaguardie di una sapienza e di una memoria che non dobbiamo dimenticare. Alla festa c'era anche l'amministrazione comunale di Borzonasca. All'abbazia di Borzone sono infatti pronti a partire dei lavori nell'ambito del bando nazionale Giubileo della Luce che il comune ha vinto. Abbiamo quindi 100.000 euro da spendere su questa abbazia e con quello sicuramente riusciremo a migliorare quello che è l'illuminazione, non a caso si chiama Giubileo della Luce, e quindi aumentare ancora la suggestione e il richiamo anche turistico di questo manufatto. Quindi la nostra presenza oggi è una presenza doverosa proprio per quale riconoscimento, per l'importanza che ha l'abbazia per il nostro comune, ma per l'entroterra nostro tutto.
Al termine della messa e della processione si è tenuto in abbazia un concerto polifonico. Ad esibirsi l'ensemble di voci femminili Mirice, diretto da Vera Marenco. Il gruppo si fonda sulla conoscenza del repertorio medievale e sulla pronuncia delle lingue antiche. Ora ci spostiamo in Val Fontana Buona, si è conclusa l'esperienza estiva per 114 giovani coinvolti all'oratorio di Monleoni di Cicagna. L'amicizia è stato il filo conduttore del mese, coinvolti anche 30 animatori e numerosi volontari. Alla conclusione di questa esperienza c'è stata la messa presieduta dal Vescovo. Sentiamo. È scritto anche in giapponese, Amicizia, perché una delle storie sulle quali i ragazzi hanno riflettuto era ambientata nella terra del Sollevante. Il tema ha fatto da filo conduttore per tutto il mese in oratorio a Monleoni di Cicagna. Nella sua omelia il Vescovo ha ricordato il sogno di San Paolo, una chiesa di amici, una grande famiglia di amici, e poi l'invito a tenere nel cuore un amico speciale, unico, Gesù. Gesù ci ha detto le cose più belle, ci ha detto che il Padre ci ama, che ci ama noi come ama Lui, il Figlio, ci ama sul serio. Nessuno ci poteva dire queste cose, ma Lui le ha dette. E non basta, ha detto non c'è un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Gesù ha dato la vita per noi, l'ha spesa tutta per noi, è venuto per noi. Ha parlato a noi, ha compiuto gesti per noi. Se Gesù è nostro amico, ha proseguito Monsignor Tanasini, andare a messa non deve essere una tristezza o un momento per annoiarsi. Il Vescovo ha chiesto ai ragazzi di farsi portatori di questo messaggio. Voi giovani, voi piccoli, fate in modo che sia sempre un momento di gioia. Perché? Perché incontriamo l'amico che ci parla, che continua a parlarci, e continua a darci se stesso. I ragazzi del centro estivo di Monleone hanno capito il valore dell'amicizia e i canti della messa sono stati proprio espressioni di gioia. È stato un mese intenso per tanti giovani e per i loro animatori. Devo dire che è tanti anni che ormai c'è questa esperienza e anch'io sono tanti anni che faccio l'animatore, ma ogni anno è sempre un'emozione nuova, è come se fosse sempre la prima volta. Arrivi a fine mese che ovviamente la stanchezza la inizi a sentire, però ti lascia sempre un'emozione non da poco. Ecco. Sulle magliette la scritta "Chi confida in Maria non sarà mai deluso". Cosa ha significato questa frase nel campo? Sì, è una frase di Don Bosco, una frase che per noi è molto importante proprio perché, come diceva Don Bosco, con un'Ave Maria tutto sembra effettivamente più semplice, tutto sembra risolversi in poco, ecco, e quindi noi ci crediamo molto in questo. Gli esteri adesso, facciamo un salto a Genova perché domenica scorsa sono stati festeggiati 40 anni di ordinazione episcopale di Monsignor Armando Gianni, vescovo di Buare in Repubblica Centrafricana, praticamente dalla sua fondazione e sino all'inizio di quest'anno. Un'occasione anche per incontrare al convento dei Cappuccini di San Bernardino a Genova i tanti missionari che sono impegnati in Centrafrica in questo periodo estivo in un momento di pausa o di congedo in Italia. Il nuovo vescovo di Buare, Monsignor Miroslav Guzua, ha esaminato nell'omelia della messa la difficile situazione del paese. Sentiamo. Questi sono i grandi missionari che non hanno paura di stare con la gente anche quando i ribelli vengono, sparano. E alcuni erano minacciati, come ho detto, e allora è così. Qualche volta ci schiacciano, dobbiamo uscire per le porte, ma loro rientrano per le finestre. Sono le parole di un padre, quelle di Monsignor Miroslav Guzua, vescovo di Buare da febbraio. Cariche di ammirazione e affetto, spiegano l'amore per il popolo del Centrafrica, ma anche il lavoro che i missionari svolgono ogni giorno, nonostante la drammatica situazione del paese.
Li presenta ad uno il vescovo polacco al termine della messa per i 40 anni di ordinazione episcopale di Monsignor Armando Gianni, che la diocesi di Boar ha fondato e guidato fino all'inizio di quest'anno. Per lui è stata organizzata una vera e propria festa al convento dei Cappuccini di San Bernardino a Genova. Durante la messa, Monsignor Guzzo ha analizzato con chiarezza la situazione del Centrafrica, sempre più preda degli affari delle grandi potenze. Da circa 4 anni il Centroafrica sta attraversando una crisi mai vista. In Europa non se ne parla molto, ma bisogna sapere che la maggior parte del Centro Africa è occupata dai ribelli che impongono alla gente e anche allo Stato la loro legge. I ribelli si sono installati nelle zone dove ci sono le ricchezze naturali, oro, diamanti, petrolio, uranio. E lo sfruttamento di questo sottosuolo è nelle loro mani. Ma i ribelli sono a servizio delle grandi potenze, le quali vogliono destabilizzare il paese e impadronirsi delle sue ricchezze. E usano anche la religione per raggiungere i loro scopi, diffondendo in modo falso che il conflitto in Centroafrica è un conflitto di religione tra musulmani e cristiani. Ma non è così. Il vescovo di Boar ha poi ricordato i sacerdoti morti nell'ultimo anno, si è soffermato sull'assassinio del vicario della diocesi di Bambari, Monsignor Fermin, e sulla morte di un altro missionario ucciso da un proiettile mentre cercava di salvare una donna. È il quinto prete ucciso da quando è iniziata la crisi. Il numero della gente uccisa si conta a migliaia. E poi la gente soffre. Un vescovo di Alindao ci raccontava la situazione nella sua diocesi, dove tutte le parrocchie sono abbandonate perché ci sono i ribelli, solo una parrocchia cattedrale che rimane, ma la parrocchia ha accolto 30.000 sfollati e la gente non può uscire durante la giornata per cercare il cibo. Allora le donne escono la notte, vanno nel campo per prendere la manioca e portare nel campo dei rifugiati. E questa è la situazione in cui vivono da 4 anni. Al termine della messa il pranzo e la festa per Monsignor Gianni, il quale, affaticato dall'età e da 40 anni di lavoro in Centrafrica, ha ringraziato amici ed ex collaboratori e non ha mancato di sottolineare la presenza a Boar di Radio Siriri, l'emittente gemella di Telepace Chiavari. C'è qui presente un'antenna di Don Fausto che è venuto a installare in diocesi la radio diocesana a Bergamo. Presenti tanti missionari provenienti da varie regioni italiane, in questo periodo in congedo o in pausa, ciascuno con il suo bagaglio di esperienza e di coraggio. Rimaniamo in qualche modo in Africa e parliamo di una tesi scritta a 4 mani per donare una chiesa pentecostale alla comunità dello Zimbabwe. È la storia di 2 giovani neolaureati, Mattia Malatesta di San Colombano Certenoli e Arika Malabi di Genova, fidanzati da 5 anni, il cui amore è sbocciato nelle aule dell'Università di Ingegneria Edile di Genova. Come dice il Papa, la Chiesa è una nella diversità e anche tra Mattia, che è cattolico, e Arika, che è battista, non ci sono differenze. Anzi, nella loro tesi hanno fuso le loro culture, le loro passioni per progettare questa chiesa pentecostale da costruire ad Harare, che è la capitale dello Zimbabwe. Sentiamo le interviste. Qui è la zona della chiesa, quella tenda dietro di noi è la chiesa, vedete anche il camion che sta caricando le sedie. È su questa spianata di terra rossa, nella periferia di Harare, che Mattia e Arika vorrebbero veder sorgere la chiesa per la comunità pentecostale dello Zimbabwe che hanno progettato nella loro tesi di laurea. Uno scritto a 4 mani con il quale si sono laureati in ingegneria edile alla Scuola Politecnica di Genova lo scorso marzo. La tesi è frutto delle passioni e dell'impegno dei 2 giovani, entrambi genovesi di 26 anni, fidanzati da 5, uniti ancora di più in questo sogno che li ha portati nel sud dell'Africa. Gli intrecci della loro storia nascono da un contatto
contatto con la Chiesa Battista di Genova e con il progetto di adozione a distanza che li ha messi in contatto con Lance, che vive nella capitale dello Zimbabwe. Lance fa parte di questa chiesa pentecostale in Zimbabwe e lui ci ha chiesto, visto che ha scoperto dei nostri studi in ingegneria, se volevamo dargli una mano a costruire questa chiesa pentecostale. Mattia e Arica visitano lo Zimbabwe, studiano il terreno e incontrano la realtà pentecostale. È un'esperienza travolgente. Di qui parte un attento studio sulle caratteristiche di una chiesa ben diversa da quella cattolica. Per questo motivo noi abbiamo optato per una chiesa a pianta circolare proprio per cercare di avere questo senso di comunità e di unione che il culto pentecostale ha. Inoltre la pianta circolare riprende tutta quell'architettura dello Zimbabwe, ma anche africana, ovvero della capanna, che dà senso di casa e di unione. Ad Harare i ragazzi si rendono conto che una nuova chiesa è necessaria. Il loro percorso di studi prende una svolta e l'Università di Genova viene coinvolta nella loro idea di tesi dedicata al bisogno di qualcun altro. Attualmente, infatti, la comunità pentecostale si riunisce in una tenda. Quindi è sottoposta alle intemperie, come nella stagione delle piogge non c'è un vero e proprio riparo, o durante l'estate, che c'è molto caldo, è quasi insopportabile. Quindi purtroppo hanno veramente bisogno di un posto in cui possono riunirsi al riparo da queste intemperie. Il lavoro di Arica e Mattia è un condensato di storia, religione e aspetti di ingegneria e architettura. Piano piano emergono le tavole e i disegni della nuova struttura pentecostale. La tesi si intitola Kereke, che nel dialetto Shona dello Zimbabwe vuol dire proprio chiesa. Oltre alla chiesa circolare, infatti, abbiamo realizzato una vasca battesimale triangolare, perché il triangolo riprende il simbolo della natura, e due edifici quadrati. Il quadrato da sempre è simbolo dell'uomo, dove verrà ospitata la scuola domenicale, ovvero il catechismo per il culto pentecostale, e l'ufficio del pastore. L'altro legame forte di questa avventura è la storia d'amore tra i due giovani, che va oltre le barriere e le differenze di carattere. Tra Mattia, che è cattolico, e Arica, battista, nata nella chiesa evangelica, non ci sono ostacoli. Diciamo che finora non abbiamo avuto grandi dibattiti riguardo alla religione, anche perché comunque, essendo tutti e due, penso, abbastanza aperti mentalmente, non ci sono grandi ostacoli tra di noi in questo senso. Allora Mattia, ti rivolgo una domanda, ci aggiungo un pezzo. Allora è vero, come dice il Papa, che la Chiesa è una oltre le differenze? Assolutamente sì. Io devo dire che ho avuto la fortuna di nascere e di crescere in una famiglia cattolica, credente, che però non mi ha mai imposto nulla. Il fatto di aver conosciuto Arica e di essermi io stesso avvicinato alla sua religione per poterla conoscere, per poter anche conoscere i diversi aspetti che la Chiesa Battista ha nei confronti della Chiesa Cattolica, è stato molto semplice, e devo dire che non ho mai avuto difficoltà nell'accettare e nel condividere alcune idee che naturalmente sono un po' diverse. Ora la tesi è pubblicata e la comunità pentecostale, insieme all'Università di Genova, sono chiamate a dare atto alla progettazione di Mattia ed Arica. Dobbiamo ringraziare l'Università e sicuramente i nostri relatori, l'architetto Gianandrea Barreca e il professore ingegnere Sergio Lagomarsino, che ci hanno seguito durante tutti questi mesi in cui abbiamo scritto e elaborato questa tesi. In attesa che il sogno si compia, una cosa è certa: lo Zimbabwe e la sua gente, così forte nella sua spiritualità e nel suo senso di appartenenza, sono entrati nella testa e nel cuore dei due giovani, quello spirito africano che è il sottotitolo della loro tesi.
Prima di concludere diamo uno sguardo agli appuntamenti per i prossimi giorni. Domenica 5 agosto alle ore 10 nella chiesa di Rialto a Chiavari sarà presente il Vescovo che presiederà la messa in occasione della solennità patronale e saranno anche conferite le cresime. Sempre domenica la parrocchia di San Buceto in Val Graveglia festeggia la solennità dei santi Cipriano e Giustina martiri, titolari e patroni della parrocchia. La messa alle 17:30 sarà presieduta da Don Stefano Mazzini, vicario generale della diocesi. Seguirà un momento di festa sul piazzale. Domenica 5 agosto si celebra anche la Madonna della Neve. A Santa Margherita Ligure l'Eucarestia sarà alle ore 19 nella cappella dedicata alla Madonna della Neve in piazza San Leonardo Murialdo. Festa della Madonna della Neve anche a Camposasco, siamo nel comune di San Colombano Certenoli, la messa del mattino alle 9:30 in occasione anche della memoria della dedicazione della chiesa parrocchiale. E infine la parrocchia di Santa Maria del Campo a Rapallo si prepara alla solennità in onore di Nostra Signora Assunta. Da lunedì 6 agosto a lunedì 13 agosto ci sarà la novena in preparazione della festa con l'appuntamento alle ore 18. Durante la novena sarà commentata l'esortazione apostolica Gaudete ed Exultate di Papa Francesco. Si conclude qui l'appuntamento con Noi Chiesa, ci ritroviamo venerdì prossimo, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Telepace.